Friuli Venezia Giulia has launched a new phase of its helicopter rescue service, enabling complex nighttime operations in hard-to-reach areas like mountains and forests. The upgrade allows crews to perform hoist rescues after dark, expanding emergency coverage across the region. Operating 24/7, the service handles about 1,200 missions a year and is supported by 2 helicopters and a network of 250 landing sites. È stato importante, figlio di una lunga storia, di una tradizione importante, iniziata molti anni fa e che negli ultimi anni ha visto un'accelerazione significativa. I modelli di salute consentono di garantire migliori prestazioni di sicurezza. Oggi, quando arriva uno di questi mezzi o entra al sistema di emergenza e raccoglie il paziente, quello è già in una condizione di migliore sicurezza rispetto al passato. Significa resistere, superare la resistenza al cambiamento, come ha detto bene chi ha parlato nel corso di questa giornata, e costruire alleanze trasversali che consentono a tutte le esperienze e le singole competenze di mettere insieme meccanismi come quelli che noi oggi vediamo, migliorando la condizione delle persone. E riuscire in questo momento a raggiungere anche nel corso della notte luoghi impervi, la montagna e situazioni di grande difficoltà ci fa dire che questo, a differenza di qualche genio incompreso, che il nostro sistema di emergenza è sicuramente uno dei più avanzati del nostro Paese.